E Ghine è sempre una. Che fuori, miei amici. Vai, sì, diventa più compleanni e festeggia. Eh sì, perché l'eco te si ciò che te percepisci il piede sarebbe il piede. E il piede a metà tra fossa e a buccia di banana. Lui è quel vecchio. Nel senso l'incaricato. Bravo, bravo. Compleanno di Simone, il Tornasenna del Compagna di Fiorello. Così. Il discorso viene fatto, io ho già pronto il discorso fatto con l'intelligenza artificiale che era giusto in qualche maniera farlo vedere. Olio e staglio, oddio. Finta di niente. Che tipi. Anche veda il CP con gatto, se no roba unica. Cioè, mi hanno detto che vi stavate dando l'affetto. Se guarda che lavori, Dio. No commento. E al suo amico gatto. Come cambia la gente, gli animali, le cose, tutto. Porco cane. Lumache, perché non posso fare video alla lumaca? Perché metti che... No, guarda la grandezza. Cioè, devo censurare anche la lumaca? Sì, Ah, metti che vabbè, gli metto la censura. su internet. Ah, mi ero dimenticato le scoregge del CP, porca troia! Aspetta, volevo spendere due parole. Abbiamo provato l'area camper in quanto era chiuso il rubinetto ieri sera lì all'area picnic bus dell'alunno. A me sinceramente non piace. A Alessia piace, è piaciuta. Oh, ecco, che va via, si astiene dal commentare. No, vabbè, lei dice che è piaciuta perché è ordinata, e i propri spazietti, eccetera. Però non lo so, cioè, c'è tutt'altra vista dalle altre parti, insomma, ecco, dove ci mettiamo. Qua che avevamo, dove abito oggi, come dice Giacomo, in tena di scarica, in realtà c'è un grumo di detriti, in quanto stanno un po' ristrutturando a rate questa zona qui. Per ristrutturando si intende sistemare i terreni, le stradine, capito? Rendere tutto bello. Voglio spendere due appunti. Spendere due appunti, cioè mica spendo, no? Regalo due appunti, casomai offro due appunti, esatto, cioè se io spenda due appunti, vabbè, lascia stare ste robe, se prima mattina. Allora, la corrente non va molto bene, nel senso che ho attaccato la resistenza alta dell'Alde, perché sai che l'Alde può andare anche a corrente, ha due resistenze, una primaverile autunnale e una diciamo più invernale. La colonnina salta, a contrario di tante altre, tipo Valdobbiadene, San Francesco e via discorrendo, che sono pure gratuite, ok? Quindi uno a pagamento che ti salta la colonnina dici, bah, vabbè, per cosa pago a fare? Vabbè. Successivamente lo scarico è estremamente comodo, sono quelli, sai, dove hai quella piccola cunetta, tra l'altro in un cemento antiscivolo, probabilmente in previsione appunto dei periodi invernali con ghiaccio e neve, quindi perfetta, con proprio la sua griglia, la pulizia e tutto quanto, eccellente lo scarico. Il carico no, è molto scomodo, è come quello di Segusino, quello che o di altre aree camper, tipo anche San Stino Livenza, eccetera, dove devi star là a schiacciare il bottone ogni 10 secondi. Questa è una grandissima rottura di balle, però diciamo è a prova di deficienti, nel senso che se c'è qualche stupido che lascia il rubinetto aperto, almeno lì c'è il timer che blocca l'acqua e per riattivarla devi per forza rischiacciare il bottoncino. Ricordiamo però che il costo di quest'area camper è di 6 euro per 12 ore, pertanto per passare la notte secondo me va più che bene, cioè cazzo, 6 euro, carico, scarico e in qualche modo corrente per caricarti le batterie, secondo me è eccezionale, li vale, dai, insomma, giusto per una notte, ecco, quello volevo dire. O perlomeno questa è la mia personalissima interpretazione, esatto, ecco. Allora, aspetta un attimo, questo ieri sera non funzionava, vediamo, forse il ragno che ha fatto anche a casa. Neanche oggi, e siamo a settembre. Quanti ne abbiamo? Quanti ne abbiamo, Giacomo?
Oggi ne abbiamo all'incirca 5, 6 settembre, ok? Quindi sai che già in questo periodo, essendo andata via l'orda di turisti, quel rubinetto è chiuso. Può essere che magari però è attivo sabato e domenica, perché giustamente la gente va a farsi le escursioni e quindi poi a 7 deve bere della borraccia. In ogni caso, hai visto, c'è l'area camp, era 6 euro la notte. Vai là, carichi e via. Cosa abbiamo fuori di casa? posso vedere dalla camera. Esatto, li vedi alla tua cameretta, che si vede male col telefono, quello là al centro li vedi? Dovrebbero essere 7. Adesso ne vedi 2 perché gli altri sono mimetizzati, in realtà quelli qua al centro sono lì dietro. Al mattino di solito trovi il branchetto che gira attorno all'hangar, che è dove siamo noi col camper. Sì, ce n'è... Guarda che corrono, ce n'è una trentina, quello è il maschio che sta radunando, guarda che corna grande, vedi? Sta facendo un po' come i cani da pastore, lo vedevo, che li stava buttando tutti lì. Poi da destra ne stanno scendendo altri, ecco che ha perso messa a fuoco. E questo branchetto è di una trentina di esemplari. Proprio una bellissima esperienza. Siamo a settembre, che corrono. E sono le 7 di sera ormai. Io vedo che alcuni si sono inciambellati nell'erba alta, sono sdraiati, quindi credo che dormano qui fuori dal nostro camper. Comunque direi che sono ben più di 30, a levare anche la quanti. Sì, madonna. Molti più di 30. Cos'è che mi hai detto, brutto bambino esaurito? Cioè, cos'è che faccio io quando guido? Fermi. Brutto. Proprio sto Dai. imitando lui. Allora, in brutto. prima per causare traffico assurdo. Anche in seconda causo Attenti traffico. allora. Causare traffico Con assurdo. le Nike Air Jordan sue, Spasse. senza cintura, È perché mi schiaccia la pancia, soffro con di la reflusso. panza, in Sulle birre? mutande, È perché ho caldo. e arrivo ai pedali, quindi basta. Esatto, mi sembra bene. Tu arrivi ai pedali, può guidare lui, no? Quando Esatto. siamo stanchi. A parte il discorso della mancia che creo traffico anche in seconda, ma il resto va bene, dai. Giacomo, questo ha capito tutto dalla vita. Invece di dedicare le canzoni alle femmine, me l'ha dedicata alla pizza. Fermi. Sì, senti. Senti? Ha capito tutto quello! No, un dinosauro, famoso dinosauro di montagna. Buongiorno Italia, qua non piove. Oggi ti portiamo velocemente a vedere il Museo Zanardo, che è il Museo di Storia Naturale, ed il Museo della Storia dell'Uomo. Paleolitico, mi pare, del Casillo. Sì, no, qui invece le vacche, vedi tu. Ma no, le vacche, quelle che ti sei abituato a intenderti. No, le vacche, quelle proprio a 4 zampe. Guarda bambino cioccolatoso, che razza di posto per il breakfast che ti ho portato. Mannaggia. Guarda se ci sono ancora i cervi di ieri. Hai controllato? Sì, aspetta, perché io lo so, ma non tutti lo sanno. Chi tiene pulito il bosco? Tu, è uno specchio. Andiamo a vedere i cadaveri, gli scheletri. È uno dei posticini che consiglio di più, soprattutto per la toccata e fuga in famiglia, in quanto hai 2 musei, le passeggiatine, le giostrine, le mucche, altissime, non al 100%, però altissime probabilità di vedere i cervi, quindi per i bambini è tanta roba, e poi delle malghette, insomma, che sono delle cose veramente squisite, nel senso non è che t'ha mangiate a cosa, a malga, come Ansel e Gretel, no? Che si mangia a casa della strega del marzapane, no, squisite nel senso che proprio sono deliziose, con tutti i suoi arredamenti da montagna, col caminetto e pareti in pietra e robe in legno, tu capisci, in quel senso. Facciamo un cadavere all'ingresso, il lupo femmina. C'è lo pupa, punti culturali. Quando ti dicono te sei un tordo, te sei questo. Era più scuro, o era questo, o era questo, o era quello. Tutti uguali. Che bello, guarda i
l'incubo di Giacomo, le api, cioè lui è proprio il suo incubo peggiore, cioè piuttosto mettigli un'orca, ma quello va bene, gli dici, ah ciao orca, se c'è uno spritz, ma... Più paura di lasciarmi. Come ti guarda? beh sì, perché hanno detto che sono animali che hanno rinvenuto già morti e poi li hanno... Il tasso l'avevo visto andando a San Francisco e mi ha tagliato la strada, non l'ho preso sotto. Andiamo dritti in avanti scoperta. Che forte! Ah, con le seggioline anche, guarda, ti siedi qua, oh che bello! Ah, che simpatico questo posticino, siete i bambini moderni, siamo in un posto del genere, andiamo per favore. No, non è religione, Grazie al cielo, vedo Dio. ma non è Dio, è un... sì, Un papa. ma no, un re, un re. Un re cimbro probabilmente. Ma non so, e questo è il museo dell'uomo in Cansiglio. Che naturalmente non li facevano loro, veniva Come cosa fai i crauti? passato, entravano dentro, venivano poi posti dentro a fermentare delle cose e si mantenevano per tutto l'inverno. Era la parte, diciamo, vegetale che loro avevano accesso per questioni. Vabbè, qui hanno voluto farle, hanno stati parte, sì, una parte dello sforzo viene fatto dalla braccia, ma una buona parte viene fatta da questo punto qua. Ogni voce ha un suo luogo e un suo tempo. Ha trovato tutta una serie di siti. Questi siti che sono stati trovati hanno una duplice, anche triplice, diciamo, particolarità che ci permettono sia di vedere l'abilità dell'uomo dell'epoca, come riusciva dal nulla, perché a me ancora mi fa veramente meraviglia vedere come che, e non erano chiaramente tutti, in mezzo a questo gruppo dei cacciatori c'era chi era quello addetto a costruire, diciamo, sti utensili, non avevano niente. È una scala 1-1 di un remo di galera. Boia, Questi 12 metri di ecco più. perché serviva guardi questo 12. A occhio. Sì, ecco, tenete conto che questa ha segnato, diciamo, veramente la potenza marittima veneziana. Sto binario qua, no? Col tronco dentro, no? Cosa succedeva? Che questa era quasi semi-automatica, il tronco una volta che entrava automaticamente in questo che veniva trasportato. Con lo stesso biglietto puoi ritornare anche al pomeriggio perché secondo me è tanta roba, riapre alle 2. Queste sono le mucche, quelle simpatiche, ti avvicini piano, più su che ti fai male. Sono io? No, è sustega. No, non è suste, guarda che ti lecca, ti ho detto io che queste leccano sempre, vedi? Ma no, guarda, senti che è ruvida come quella del gatto, vedi? Ben, vedo tantissime macchine. Niente. Voglio rifare quell'anello di Fagagna, ovviamente non farò i video perché l'abbiamo già fatto, quel stupendo anello del giorno esatto dell'incidente, il giorno dell'incidente, il giorno prima dell'incidente. Mi raccomando, stai attento a non fare come me che sono ai 65 all'ora, in quanto io ero ai 70 e mi hanno cilindrato il camper dicendo che non mi avevano visto, quindi mantieni sempre una velocità di 140-160 km/h per motivi di sicurezza, perché qua viaggiano tutti col telefonino in mano, ma non come me che sto filmando e guardando la strada, no, si guardano i social, si guardano i WhatsApp eccetera, dopo non vedono un Titanic con le luci di tutti i colori che sembra un albero di Natale. Ara che spettacolo che si Fagagna. Non ti farò i video, ti saluto da qua perché ho già fatto il video sia di Fagagna, sia dell'aperitivo e sia di quella magnifica girata ad Anello in mountain bike. Che figa, non funziona il rubinetto dell'acqua, sto andando a San Daniele che c'è l'area camper gratuita anche là, è a 8 km di distanza, 8-16 vai. Taci che comunque ho 270 litri di acqua e quindi insomma dici vabbè farò 16 km però almeno li faccio per qualcosa. Poi comunque è previsto tempo cacca e caldo, quindi rimango lì che c'è la corrente, preferisco. Che bei strade però, in zona sempre del San Daniele, Arcano, Fagagna, questi piccoli paradisi, questi borghetti, questi paesini, ogni tanto qualche ciclabile, tanta roba. Una volta, poi hanno smesso, magari hanno anche capito, si sono svegliati, mi chiedevano spesso come mai ero sempre in Veneto, in Friuli.
mi domandai a uno, Dio caro, perché mangia sempre a pizza e non si mangia anche a merda, i schiti, le galline, eccetera. Vabbè, scherzi a parte, ovviamente abbiamo altre regioni e posti bellissimi, però in Veneto, in Friuli, porca di quella troia, l'Italia l'ho girata tutta e anche tantissime volte, a parte a Calabria, che è l'unica regione che mi manca. Vi garantisco che ci sono un disastro di posticini belli, quindi non è tanto la bellezza in sé della regione quanto il numero di bellezze che contiene la regione, e non è poco, ragazzi, non è poco. Mi sono preso l'SP, aspetta qua luce, l'SP Connect anche per la bici. Sono quelle cose che costano tanto, ce l'ho anche nella moto, però se lavori, diciamo, sono delle piccole soddisfazioni, insomma, che ti tornano utili e te le godi. È un po' come tipo il quad lock, c'è chi ritiene sia migliore questo, chi ritiene sia migliore il quad lock. Io ritengo sia migliore decisamente questo, perlomeno quello da moto, che è tutto in alluminio e acciaio. Questo qua invece è tutto praticamente plastica. Questo è quello da bici. La cover vale per tutti, quindi una volta messo qua il telefono te lo attacchi nella moto, nella bici, dove vuoi, con lo stesso attacco, senza fare niente. Devi fare una foto, devi telefonare, devi rispondere a un cliente, tac, stacchi e via. Porco cane, c'era anche i fuochi, guarda il Cristo che indica e giudica i fuochi. E se lo sapevo andavo in centro a vederli, nessuno mi dice niente. Se i social network mi mostrano le zoccole che vanno a fare il Calippo Tour e basta, da quel giorno che Olfo mi ha contato che Tose fa il Calippo Tour in giro per l'Italia, mi arriva tutti i video che mi propone ste cagate qua, porca troia. Ma tu volevi la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, capummarola in coppa, la pizza e niente più. Io ti portai a dove stanno i meglio ristoranti, a dove si mangia mentre il mare canta. Io ti portai entusiasmato da tutta sta parata ordinaria, non c'è fa l'arrostuta. Ma tu volevi la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu